Bene, un buongiorno a tutti, è un piacere essere qui oggi a presentare la 40ª edizione della Giostra della Rocca di Monselice, una delle manifestazioni storiche più sentite e radicate nel nostro territorio. 40 anni di storia, passione, dedizione e orgoglio civico. Questo anniversario non è soltanto una ricorrenza, ma una vera e propria celebrazione dell'identità di Monselice e di tutta l'area euganea. Questa giostra nasce come rievocazione del passaggio dell'imperatore Federico II nella città appunto di Monselice nel XIII secolo, ma nel tempo è diventata qualcosa secondo me di più. Festa popolare, una competizione avvincente, uno spettacolo unico che coinvolge oltre 3.000 volontari tra figuranti, atleti, musici, artigiani e cittadini. Una macchina corale viva che fa rivivere le contrade e che rende Monselice un grande teatro a cielo aperto. Il corteo storico, le gare, il mercato medievale, i colori delle insegne, i tamburi, i costumi, i profumi delle antiche cucine. Tutto concorre a creare un'atmosfera immersiva, capace di riportarci a un tempo in cui la comunità si stringeva attorno ai simboli, a ideali, a valori condivisi. E questa forse è la vera chiave del successo della giostra, ovvero la sua capacità di unire le generazioni, famiglie, scuole, contrade, e poi far riscoprire anche attraverso il gioco la storia, il senso profondo dell'appartenenza. Ma la giostra non è solo memoria, è anche presente e futuro, è formazione, è turismo, è promozione del territorio. Ogni anno migliaia di persone scelgono Monselice per assistere a questo evento straordinario, generando ricchezza culturale e anche economica. Ogni anno nuovi giovani si avvicinano con entusiasmo alla storia della loro città, non per nostalgia ma per costruzione, perché una comunità che conosce il proprio passato è una comunità più forte, più consapevole e più pronta a progettare il domani. Un grazie sincero al collega Luciano Sandonà che ha fortemente voluto questa giornata, le colleghe Venturini mamma mia, e Cavinato che appunto sono qui con noi oggi, al comitato organizzatore, alle contrade, ai volontari, alle istituzioni locali, a tutti coloro che rendono possibile questa magia. In un tempo che troppo spesso appunto vede prevalere la frammentazione, la giostra ci ricorda che quando una comunità si ritrova attorno a un progetto comune nulla è impossibile. Monselice con la sua rocca e la sua gente torna anche quest'anno a farci sognare. Il mio augurio è che sia dunque una grande edizione degna della sua storia e capace di parlare al cuore di tutti. Lascio la conduzione al collega Sandonà che è piuttosto competente sul campo. Grazie al Presidente Ciambetti e grazie, non ripeto quello che è stato detto dal Presidente perché ha toccato tutti i punti della rievocazione storica della giostra della Rocca di Monselice, che è una manifestazione storica, culturale e sportiva anche, che coinvolge le 9 contrade del paese della città di Monselice. Io ringrazio tutti coloro che sono venuti qua oggi, le colleghe Elisa Cavinato e Elisa Venturini che sono qua presenti, e saluto anche il consigliere comunale delegato Luca Piccolo, il sindaco Giorgio Bedin non è qui con noi per diciamo un'improvvisa così per piccoli problemi che ha avuto nel corso della giornata di ieri e di oggi, quindi però ci manderà senz'altro un saluto per quello che è la presentazione appunto della 40ª edizione della Giostra della Rocca. Un saluto anche particolare a Paola Signoretto che è la Presidente del Comitato della Giostra, e devo dire che e a tutti coloro che partecipano ogni anno. Il Presidente Ciambetti ha ricordato ci sono 3.000 persone, 3.000 volontari che partecipano in maniera diretta o indiretta a questa manifestazione. Credo che sia un record anche a livello nazionale. Devo dire che con questa manifestazione si mobilita un'intera città attorno a un centro medievale che è splendido e attorno appunto la Rocca che è il simbolo, diciamo, della città di Monselice. Notizie anche di questi giorni, insomma,
quello che stiamo facendo, visto che abbiamo una partecipazione nel complesso storico monumentale di Monselice come Regione Veneto, e credo che negli ultimi anni con l'assessore Calzavara e la Regione Veneto sono stati fatti e saranno fatti degli investimenti importanti non solo nella Rocca, ma anche in tutte quelle che sono i vari edifici del complesso monumentale. Questo anche merito, diciamo, del senso civico e di quello che ci avete proposto in questi anni assieme col sindaco Giorgio Abedin. Ecco, non mi resta che augurare a tutti, insomma, un grande svolgimento di questa manifestazione. Sono curioso anch'io di sentire quali sono le novità di quest'anno e anche quelle che saranno appunto lo svolgimento del programma, che è particolarmente ricco e denso, quindi che spazia da storia, sport, cultura, tutto nel splendido centro storico di Monselice. Ecco, quindi do la parola a Luca Piccolo, giusto? No, a Milani, perfetto, a Andrea Milani, che è il vicepresidente dell'Associazione della Giostra della Rocca. Ringrazio anche lui perché assieme con gli altri, con tutti i capitani di tutte le contrade, insomma, devo dire che dedicano tantissime giornate e tanto lavoro per quella che poi è una manifestazione che poi vede praticamente tutto l'anno nell'ideazione nell'ideazione e anche poi nel programma di queste giornate. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Inizio con un ringraziamento in particolare alla Regione Veneto per l'ospitalità e per averci dato la possibilità anche quest'anno di presentare il nostro evento in questa meravigliosa sede che avete. Edizione che quest'anno, come è già stato detto, ci vede raggiungere un importante traguardo, ossia 40 anni che questa bellissima manifestazione cala un'atmosfera medievale nella cittadina di Monselice. Interverranno oggi a questa presentazione, nell'ordine, il consigliere comunale con delega alla giostra Luca Piccolo. Avremo poi il Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché storico e presidente degli Amici di Musei di Monselice, Riccardo Ghidotti, il giornalista e ideatore del piatto di Federico II, Maurizio Drago, ed infine la nostra presidente della Giostra della Rocca, Paola Signoretto. Inizia quindi Luca Piccolo, consigliere. Ecco, io gli lascio il posto mio e volevo salutare anche la collega Vanessa Camani, che è qui anche lei con noi, quindi insomma vedete che Monselice ha tanti consiglieri regionali qui presenti. Prego. Grazie, buongiorno. Io in primis porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Giorgio Abedin. Come diceva prima il consigliere, purtroppo non sta bene e quindi è dovuta rimanere a Monselice. Che dire, siamo arrivati alla 40ª edizione, è un appuntamento importante. La giostra quest'anno cercherà di stupire i propri cittadini e i visitatori che verranno a vedere l'evento. Siamo un evento che è molto articolato, nel senso che in 2 settimane, in 10 giorni, porteremo ai cittadini di Monselice, quindi trasformeremo Monselice, la riporteremo in ambiente medievale e porteremo a Monselice i fantini più famosi d'Italia, gli arcieri i campioni italiani, i campioni del mondo, campioni europei, gli arcieri storici più famosi, ormai possiamo dire anche d'Europa. Portiamo atleti della staffetta a livello nazionale, portiamo gli scacchisti più importanti d'Italia, tra i quali, se avete un'idea, i grandi maestri, che sono le figure più importanti, i più bravi, diciamo così, degli scacchi. Ce ne sono circa 2000 in tutto il mondo, noi ne portiamo 7-8 di grandi maestri, tra stranieri e italiani. Quindi anche la gara di scacchi, che poi finisce con la finale in piazza con gli scacchi in costume,
è una delle gare più importanti e più gradite anche a livello mondiale, perché viene trasmessa a livello mondiale la gara. E poi abbiamo una gara tutta nostra che è quella delle macine, dove avremo un'importante presa di forza da parte di atleti, perché devono confrontarsi su spingere una macina. Poi abbiamo, secondo me, la gara più bella, che è quella legata ai nostri ragazzi, ai tamburi, e quindi avremo circa 150-160 tamburini che si sfideranno in coreografie e musiche un giovedì sera. E poi si arriva con la sfilata, come si diceva prima, con numeri importanti. Forse siamo la sfilata storica più importante d'Italia, perché superiamo i 2000 figuranti, e con la gara regina, che è la Quintana, la domenica. Quindi rinnovo l'invito a tutti di venire a Monselice tra la seconda e la terza domenica di settembre a vedere questo bellissimo borgo e questa bellissima manifestazione, e ringrazio ancora la Regione di averci dato questa disponibilità. Saluto tutti e vi ringrazio. Grazie Luca. Chiamo adesso il cavaliere e storico e presidente degli Amici Musei, Riccardo Ghidotti. Altre cariche, Riccardo? No, basta. Bene, mi dicono di stare contenuto, perciò anch'io ringrazio per questo invito. È difficile fare una sintesi nei temi di storia, soprattutto, però lo sforzo lo farò. E grazie anche, do il saluto ai 3 consiglieri, 4 che ci ha preceduto, avete già detto tutto, un po' dove affonda le origini la Giostra della Rocca. Le affonda con il momento in cui si pensa, è vero, alla festa dell'accoglienza di Federico II. A dire la verità, però, a livello storico bisogna stare molto attenti, non era una grande festa all'epoca. Adesso, rievocando, possiamo anche lasciarci andare ad entusiasmi, ma all'epoca era molto accesa la disputa storica, quella che diventerà poi la lotta tra i Guelfi e i Ghibellini in epoca successiva. Però abbiamo vicino Este, ad esempio, abbiamo Padova, che era già più guelfa, legata al potere religioso, e invece Monselice diventa ghibellina a pieno titolo e viene ricambiata poi dall'imperatore proprio nel 1239, creando la sua Camera Speciale Imperiale, cioè esente dalle tasse, tanto per dire, dal macinato, sarebbe come dire Livigno oggi, ecco, una cosa simile. E questo ha creato una comunità che incominciava a crescere con arti e mestieri, e queste arti e mestieri sono quelli rappresentati nella giostra da 40 anni, per cui c'è una rievocazione che va così a delimitare, anche a fare una fotografia di come era nel Medioevo. Oggi, ovvio, i tempi sono cambiati, noi siamo tardi nipoti di civiltà tramontate, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però avere la coscienza che le nostre radici sono così importanti inorgoglisce tutti. Ebbene, abbiamo poi tanti personaggi che la città può così ostentare all'attenzione, personaggi storici, oltre Federico II abbiamo il Petrarca. Perché? Perché la Giostra della Rocca, pur essendo di recente costituzione, cioè 40 anni, ma ormai ha una sua storia al suo interno, perché 40 anni sono già una cifra molto importante, è vero, ha allargato un secolo di storia, non solo l'epoca di Federico II, un secolo di storia, perché per abbracciare ovviamente un personaggio così famoso che è del 300, attraversa quasi tutto il 300, Francesco Petrarca, ed è legato alla nostra storia veneta, ma soprattutto quella padovana legata ai Carraresi. Monticelli è una delle contrade che hanno questo personaggio, ma poi qui abbiamo Biscaro, che tra l'altro è già un personaggio anche lui, perché è l'unico dei capi contrada che è storico anche lui, perciò è in sintonia, ecco, permettimi la battuta, perché lui dall'origine è sempre rimasto capo contrada ed è qui ancora tra di noi, e noi ne siamo felici, senza far torto ad altre contrade. Però dicevo del Petrarca perché mi dà la possibilità, oltre le cose dette, di fare un aggancio con l'anno che è il nostro, quest'anno, l'anno giubilare. La città di Monselice è anche città giubilare, e grazie a una prerogativa data dal Papa,
Paolo V nel 1605, per cui molto più tardi rispetto al periodo in cui si narra della giostra, però ovviamente la città oggi vive un po' di tutto il suo passato, compreso quello stratificato in tempi successivi, non possiamo negarlo. Anzi, ho cercato di andare a vedere nella nostra storia qualche aggancio con il Giubileo. Uno in primis è proprio medievale. Quando Bonifacio VIII nel 1300, o meglio 1299, stabilisce di fare il Giubileo e lo inventa perché è stata la prima, edizione del Giubileo, 1300, è proprio l'epoca che è narrata dalla giostra a Monselice. Ciò vuol dire, possiamo pensare che qualcuno, certo, a Monselice già conosceva che c'era questo grande evento universale che il Papa aveva istituito, il Giubileo nella storia, il primo Giubileo della storia, è vero. Tra l'altro descritto anche da Giotto, che poi lo vediamo nel giro di 2 o 3 anni dopo, era qui a Padova a dipingere. Per cui la Cappella degli Scrovegni, e Giotto dipingerà dentro nella Basilica di San Giovanni in Laterano, che era la cattedrale di Roma ieri come oggi, e ovviamente Giotto descriverà proprio Bonifacio VIII, c'è ancora l'affresco, l'unico rimasto in quella chiesa, poi manomessa dal Borromini, è vero, dove si parla del Giubileo del 1300. Chiudo con un aggancio più recente. Ho fatto accenno a Paolo V, Papa. Noi abbiamo all'interno della giostra, è stato detto dal consigliere Piccolo, una gara fondamentale che è quello della quintana, cioè con l'asta e con i 3 anelli da infilzare, con i cavalieri ovviamente, i fantini, e che ognuno ovviamente ha con l'emblema dei colori di ogni contrada, delle 9 contrade. Ebbene, è simile alla giostra di Foligno, proprio che ha questa concessione di utilizzo dei cavalli, dell'asta e dei 3 anelli. Ebbene, affonda le radici ovviamente nelle gare cavalleresche medievali, ma poi nel 1600 viene ad essere consolidata. E guarda caso, da parte di chi? Proprio del Papa Borghese, che diventerà Papa appunto Paolo V, lo stesso Papa che darà dei privilegi a Foligno, sulla giostra di Foligno, simile alla nostra, e che ovviamente è lo stesso Papa che darà la bolla pontificia in perpetuo, si celebrerà a Monselice l'anno giubilare, perché è città giubilare. Grazie. Grazie Riccardo. E adesso chiamo Maurizio Drago, giornalista e direttore del Piatto di Federico II. Ecco, buongiorno a tutti. Anzitutto, signore e signori, è un onore essere qui oggi nella sede della Regione Veneto ed essere coinvolti in un evento che rappresenta l'anima storica e popolare di una città che ritengo anche speciale, che è la nostra Monselice. E si diceva poco fa, la Giostra della Rocca, giunta alla 40ª edizione, riterrei di dire che è molto più di una rievocazione, è una grande narrazione collettiva che unisce tradizione, identità, passione popolare, è stato detto poco fa anche da Luciano Sandonà. Un evento che coinvolge, ecco, si dice 3.000 persone, ma di cui solo 2.000 figuranti, che nel solo corteo storico delle 9 contrade, e che trasforma Monselice in un palcoscenico a cielo aperto dove il passato torna vivo con forza e bellezza, come diceva poco fa anche Riccardo Ghidotti. E negli ultimi anni la comunicazione della giostra è uscita anche un po' dai confini locali, conquistando spazio sulle testate regionali e nazionali e nei servizi televisivi e nei media del settore. Ma questo ritengo che sia solo l'inizio. Dobbiamo continuare con decisione a promuovere uno degli eventi più significativi e suggestivi del Veneto, valorizzando come patrimonio di tutta la nostra regione.
Ecco, in questa direzione si inserisce anche questo progetto del piatto di Federico II. Devo ringraziare fortemente, perché è stato voluto fortemente da Luca Piccolo, nel periodo, chiamiamolo anche buio, dei nostri anni, quando c'era il Covid. Questo piatto di Federico II ha riscosso anche a livello mediatico, grazie anche alla sua originalità e alla sua capacità di coniugare storia, cultura gastronomica, promozione turistica, un'idea che è nata a Monselice e che oggi dialoga con Iesi. Tra l'altro ci siamo sentiti anche ieri con la Fondazione Federico II di Iesi, città natale dell'imperatore, con Altamura, dove Federico costruì la cattedrale, e guarda già a Palermo, che è la capitale del suo regno. Non più tardi di 2 mesi fa ho parlato anche con la Fondazione Federico II di Palermo e con il professor Diego Ceccarelli dell'Officina Studi Medievali di Palermo, il quale ci aspetta perché non è mai stato fatto qualcosa legato al piatto di Federico II, per cui ci stanno aspettando. E tra l'altro si è aggiunto anche un altro comune di Enna, ne parlavo poco fa con Luca Piccolo, il comune di Enna, che vuole fare una specie di gemellaggio, e questo ce l'ha detto l'assessore del comune di Enna, perché scopriamo sempre che abbiamo la rocca di Monselice, poi c'è qualcun altro che dice ma abbiamo anche noi la nostra rocca, eccetera, eccetera. Ecco, ma per crescere abbiamo ancora bisogno di coinvolgere le associazioni di categoria, i media, i giornalisti, adesso si chiamano food writer adesso, il mondo della scuola soprattutto e della cultura, creando una rete di promozione integrata, capace di raccontare la giostra e i suoi progetti come un esempio virtuoso di partecipazione, identità e valorizzazione anche del territorio. Poniamo sempre il territorio sempre in prima linea. Oggi il Presidente Paola Signoretto presenta un programma ricchissimo, ma è frutto mesi di lavoro da parte di diciamo, uomini, donne, ragazzi, che donano tempo, energia e cuore per costruire la più grande festa di Monselice. Io direi a tutti noi che siamo qui, meritiamo per il nostro impegno, va un plauso, e quello poi di dare poi anche un nuovo slancio comunicativo, una manifestazione che merita di essere conosciuta e amata in tutta Italia, e rafforzo il discorso che qui poi dobbiamo continuare con il piatto di Federico II, con questo progetto, legandolo poi anche alla cultura gastronomica, perché penso poi che alla fine la parte gastronomica sia sempre molto interessante, e noi abbiamo anche molte potenzialità da far venire anche gente, eccetera. Bene. Grazie. Grazie Maurizio. E adesso chiamiamo la Presidente della Giostra della Rocca, Paola Signoretto. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare ovviamente la Regione Veneto per averci invitato, i consiglieri per essere qui presenti alla nostra conferenza stampa, e di essere vicini sempre all'Associazione Giostra e soprattutto alla nostra bellissima manifestazione. Un sentito grazie va anche all'amministrazione comunale. Mi dispiace che il nostro sindaco non sia presente oggi, ma purtroppo per problemi di salute non è potuta essere presente. Ringrazio di cuore Luca Piccolo perché ci è sempre vicino, ci sostiene e non ci abbandona mai come associazione, ma soprattutto anche come manifestazione. Dopo i sentiti ringraziamenti, desidero ora accompagnarvi in un breve viaggio attraverso la nostra manifestazione. La Giostra della Rocca non è solo un evento, è tradizione, è passione, è impegno e comunità. Attraverso le prossime slide vi mostreremo il cuore pulsante della giostra, le persone che la rendono possibile, il programma degli eventi e le novità più attese di questa edizione 2025. Allora, venerdì 12 settembre si inizierà con la bellissima seconda edizione della Cena Medievale.
Questo è un evento che facciamo in piazza Monselice, nella meravigliosa piazza Mazzini, e desideriamo invitare tutti voi a questo bellissimo evento, perché non sarà solo una questione culinaria, come ben sappiamo, ma ci saranno veri e propri spettacoli itineranti durante tutta la cena, con grandissime sorprese che però qui non svelo ovviamente. Al sabato 13 settembre al Parco Hauser ci sarà la gara degli archi storici, dove le 9 contrade andranno a centro con... Scusate, sono un po' emozionata, portate pazienza. È una bellissima manifestazione che sento di cuore, che io la sento veramente, però ovviamente descriverla così passo passo dà il senso di sminuirla, ma in realtà io la vorrei rendere ancora più importante. Quindi le 9 contrade si impegnano con 18 arcieri arrivare prime e a centrare quel centro tanto voluto e tanto desiderato, che ci porta poi alla qualifica dell'inizio della gara della Quintana. Quindi per tutti loro è importante arrivare primi. La domenica 14 settembre quest'anno inizia la 5ª edizione di Vivi il Castello. Paola c'era anche. Ah, hai ragione, scusami. Hai ragione, per le vie della città al pomeriggio, dopo la gara degli archi, c'è la gara della staffetta, che vede atleti nazionali e internazionali, anche olimpionici, sono passati attraverso la città di Monselice, e che anche questa è una cosa molto importante e molto sentita. Domenica 14 settembre, stavo dicendo, inizia la 5ª edizione di Vivi il Castello. All'interno della mura della città di Monselice esiste il Castello Cini. All'interno di questo castello viene eseguito il mercatino medievale, dove le 9 contrade presentano la propria bottega artigiana. Ognuno di loro ha una peculiarità, ognuno di loro ha un'energia ed un'esclusività che solo loro riescono a mettere in atto. Nel pomeriggio, al campo di Via Piave, c'è la gara delle macine, dove atleti forzuti ci mettono tutto l'impegno. Anche questa è una delle gare più sentite, dove questi atleti spingono questa macina enorme verso lo stesso senso, e l'unico scopo è vincere, vincere e vincere, oltre ovviamente al cuore. Lunedì 15 settembre, ma in realtà è slittata al 16 settembre, ma questa è stata una cosa che è successa qui nelle ultime ore, quindi non è stato possibile cambiare la slide, ma in realtà martedì 16 settembre ci sarà la gara degli scacchi, durante la gara degli scacchi con figure viventi. Mi sono dimenticata di dirvi che alla domenica 14 c'è il torneo degli scacchi alla sala consigliare di Monselice, e lì ci sono questi 9 maestri che accennava prima Luca Piccolo, che si contenderanno questo torneo, e solo le prime 2 poi andranno il martedì 16 settembre a fare la gara in piazza vestiti con le vesti medievali. Giovedì 18 settembre circa 150-200 ragazzi dei tamburi suddivisi sulle 9 contrade faranno la loro manifestazione. Questo è una delle manifestazioni appunto più attese a Monselice, perché questi ragazzi si allenano tutto il tempo dell'anno per poter poi essere presenti in quel momento, e saranno loro che daranno veramente il cuore pulsante della città. Fanno in modo che Monselice in quel momento si rivesta di suoni, di colori, ma soprattutto di tantissimo cuore. Sono i nostri giovani che saranno il nostro futuro per la Giostra della Rocca. Domenica 21 settembre ci sarà il maestoso corteo, dove circa 2.000-2.500 figuranti suddivisi tra le varie contrade, tra le 9 contrade, porteranno in scena una scena itinerante, cioè mostreranno per le vie della città tutta la bellezza che hanno al loro interno. Ci saranno carri, ci saranno animali, ci saranno cavalli da tiro, ci saranno personaggi storici. Tutto questo costruito ad arte, con una regia all'interno, dietro per ogni contrada, che permetterà a noi di poter usufruire di uno degli spettacoli più importanti che ci sono a Monselice.
nel pomeriggio, come si accennava, la gara della Quintana, anche questa molto sentita, dove 18 cavalieri si sfideranno ad anello. Sarà una gara di abilità e destrezza, dove questi cavalieri sono chiamati con una lancia molto piccola ad infilare 3 anelli. Se li portano a casa tutti quanti, porteranno a casa anche il palio della giostra della Rocca. Con questo io ho concluso la presentazione della giostra. Tra le novità importanti di quest'anno, sempre durante la giornata del 14 settembre ci sarà l'annullo postale presso il Palazzo della Loggetta. Questo è un evento molto importante perché ci permette di rimanere nella storia, quindi avremo l'annullo postale. E poi venerdì 6 dicembre abbiamo un altro evento molto importante. Monselice è riuscita a portarsi a casa il galà del miglior cavaliere d'Italia, quindi concluderemo la 40ª edizione appunto festeggiando tutti i migliori cavalieri d'Italia che hanno giostrato nelle varie quintane, appunto perdonatemi la ripetizione, d'Italia, ma li avremo tutti a Monselice e festeggeranno da noi. Con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Paola. Un breve pensiero conclusivo che abbiamo condiviso io e Paola, vi leggo. Un ringraziamento speciale va a chi con professionalità e passione contribuisce a raccontare e valorizzare la nostra giostra. Allo storico di Monselice Riccardo Ghidotti, che con il suo prezioso lavoro custodisce e tramanda la memoria della nostra tradizione, al giornalista che cura i comunicati stampa Maurizio Drago di Dragon Press, per l'impegno nel seguire ogni tappa del nostro percorso e darne voce nei media, e all'agenzia che ci supporta da quest'anno nella comunicazione, Studio 15 Design, per la creatività, la dedizione e la visione con cui ci aiuta a portare la giostra anche al di fuori dei confini cittadini. Con profonda gratitudine desideriamo ringraziare tutte le contrade, i volontari, i collaboratori e ogni singola persona che con passione, impegno e dedizione lavora ogni giorno per rendere possibile la magia della giostra. Il vostro contributo è il cuore pulsante di questa meravigliosa tradizione. La forza e la bellezza della giostra della Rocca vivono nelle sue contrade. Le ricordo: Caoddo, Carmine, Marendole, Monticelli, San Bortolo, San Cosma, San Giacomo, San Martino e Torre. Nuove anime, nuove identità unite dalla passione, dalla tradizione e dallo spirito di appartenenza. A tutte loro va il nostro più sentito ringraziamento. Diamo inizio alla 40ª edizione. Luca e Paola, e desideriamo dare un nostro pensiero omaggio alla Regione Veneto, quindi chiamiamo il Presidente Chiambetti e il consigliere Sandonà e anche tutti i consiglieri presenti, scusate. Venturini, Cavinato e Cabani. Questo è un pensiero che abbiamo fatto quest'anno per il 40°, è un'opera dell'artista Luigi Masin che rappresenta Monselice e la sua giostra. Quindi è nostro piacere consegnarla. È un alto rilievo, basso rilievo, me lo dirà l'artista, non mi ricordo mai. Comunque è un rilievo, le mura, il mastio e la giostra, tutto insieme. Bellissima, complimenti. Permettetemi. Guardate qui avanti un secondo. Prendo solo una cosa, permettetemi un secondo.